come preparare la casa per una visita senza rischiare l'effetto no, grazie. Togli le pentole dal fuoco. Casa calda sì, casa incendiata no. Allora, sì, tuo figlio è un creativo, ma sistema quei giochi. Non lasciare vestiti in vista e chiudi gli armadi. I tuoi scheletri possono aspettare. Rifai i letti. Non devono essere livello hotel, ma un po' curati sì. Le foto meglio toglierle e lasciare spazio all'immaginazione. Un bagno pulito fa la differenza sempre. Tira l'acqua e abbassa la tavoletta. La giungla amazzonica lasciamola in vacanza. Qui sistema le aree esterne. Il bucato aspetta, l'acquirente no. Vuoi vendere casa? Inizia col prepararla. Al resto ci pensiamo noi.